Fontana è da premiare, il sindaco di Bergamo sono da premiare. Noi abbiamo avuto migliaia e migliaia di persone morte, dove sono state firmate sentenze di morte, sono state firmate, va tutto bene. Va tutto bene. Conte a fine gennaio ci disse che la situazione era sotto controllo. Ricordiamo che Salvini ogni 7 giorni diceva chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo. L'ha detto 6 volte Salvini. Se questo è voler le idee chiare, no, io critico anche Salas, ha sbagliato, però è inutile volere in un qualche modo spostare tutta la colpa su 2 sindaci. In Lombardia è stato fatto un massacro, un disastro, scelte politiche disastrose. Ricordiamo che anche in Veneto il presidente Zaia inviò una missiva dalla regione a Roma per dire che non voleva zone rosse. Ricordiamolo questo. Padova, Vicenza e Venezia, Zaia non voleva chiuderle. Ricordiamolo, timbro della regione Veneto. Quindi le idee chiare all'inizio forse non ce le aveva nessuno e neanche il presidente Zaia, che non voleva fare i tamponi e poi li ha fatti perché è stato saggio nell'ascoltare anche la comunità scientifica regionale. Ecco, dobbiamo dire le cose che il presidente Zaia, come presidente Fontana, chiese al governo di chiudere i voli dalla Cina. Ed è stato il primo sulla Lombardia, è stato il 29 di gennaio, è stato il primo in Europa a chiudere i ponti aerei con la Cina. Sinceramente, errori sono stati fatti. Lo stesso da tutti, Fontana, certo, lo stesso Attilio Fontana